Ciao ragazzi, oggi vi racconto una delle storie più vere della Lessinia, ma forse anche una delle più dimenticate, la storia della fabbrica del ghiaccio. Un tempo l'inverno era un periodo particolarmente duro, difficile per gli agricoltori e gli allevatori della Lessinia, perché per i lunghi mesi invernali, per l'appunto, il ghiaccio, la neve coprivano i prati e i pascoli, quindi mettevano seriamente a rischio la sopravvivenza e il sostentamento delle famiglie. Ma loro ebbero l'abilità nel corso dei secoli di far diventare il freddo una risorsa straordinaria. Diedero vita a quella che nei secoli fu definita come la fabbrica del ghiaccio, la prima fornitrice di questa materia prima per la Lessinia, ma soprattutto per la città, per Verona. Per l'economia della gente della montagna avere una ghiacciaia voleva dire avere una risorsa in più. Infatti chi possedeva una ghiacciaia pagava una tassa perché era un'attività commerciale. Il ghiaccio infatti veniva commerciato, venduto dalla Lessinia, andava sia nei paesi della Lessinia ma anche a Verona, nelle città della pianura padana. E oltre alle ghiacciaie di ghiaccio di commercio c'erano anche le ghiacciaie di malga, e quelle invece servivano solo per le malghe, perché d'estate i malghesi, quando rimanevano all'alpeggio, avevano bisogno del ghiaccio per la lavorazione del latte, la lavorazione del burro. Tutto nasceva dalle pozze per l'abbeveraggio degli animali, che durante l'inverno ovviamente ghiacciavano e quindi venivano estratti i lastroni che poi venivano trasportati a valle. Era un lavoro difficile, metodico, non senza qualche rischio, che veniva fatto con un'organizzazione in squadre. Veniva fatta la barca, ovvero la parte proprio sopra la pozza che veniva tagliata. Una volta tagliato, il ghiaccio veniva trasportato attraverso l'ausilio di particolari carretti trainati da animali, in particolare cavalli e asini. Venivano ospitati questi blocchi all'interno delle giassare, alcune delle costruzioni più tipiche, più simboliche della vera Lessinia. Erano delle strutture a forma cilindrica dove il ghiaccio veniva ammesso seguendo delle regole ben precise. Per questo c'era un'attività collaterale molto particolare, la raccolta delle foglie. Sì. Perché le foglie secche? Perché queste servivano a dividere gli strati di ghiaccio con i quali venivano accatastati i blocchi all'interno delle ghiacciaie. Tira, e tira. In questo modo si evitava che il ghiaccio si fondesse l'uno con l'altro, compromettendo quindi la possibilità di estrarre i blocchi dalla giassara stessa.
Non esce un no. E questo è uno dei luoghi chiave per capire la cultura del ghiaccio in Lessinia, vero Nadia? Sì, sicuramente una delle più belle ghiacciaie della Lessigna è la Giassara del Modesto e come diceva Attilio Benetti, modesto di nome non di fatto, perché visto quello che è riuscito a costruire questa grande ghiacciaia, è molto bella, è profonda su più di 10 metri e altrettanto ha un diametro più o meno di 12. Serviva anche questa per il commercio del ghiaccio. Quanto ghiaccio ci stava qua dentro? Ah, tantissimo, per cui le ghiacciaie più grandi potevano contenere anche 3.500-4.000 quintali di ghiaccio, per cui una ghiacciaia notevole. Fino a quando sopravvisse questo tipo di economia? Allora, fin dopo la seconda guerra mondiale, gli anni 50, gli ultimi carghi sono del 57 e del 59 a Sant'Anna. Però il grosso dell'attività commerciale del ghiaccio è avvenuta tra l'Ottocento e appunto la prima metà del Novecento. Luca, ma che la fermo prima di sera riempirla tutta? Non come idea sei tu, Stefano. Oh, ti Anche perché non avevo più 20 anni mi era. Ti ho fatto bene olio di granita. Adesso portiamo Andrea e facciamo un po' di granito, dai. Grazie per averci fatto rivivere questa tradizione. Luca Grazie a te Stefano. è uno degli innamorati della sua terra, insieme al papà e a un gruppo di amici che si è prestato a rendere possibile questa rievocazione. Grazie davvero. Grazie a voi tutti. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Ciao.